Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati con la rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV, consueto appuntamento della nostra mattina. Tra poco andremo ad aggiornarvi con tutte quelle che sono le ultime in casa Napoli, ovviamente ancora strascichi post pareggio in casa contro la Roma che dice di fatto addio quindi ai sogni scudetto partenopei. La reazione di Spalletti, meeting con Aurelio De Laurentiis, capiremo anche che cosa si sono detti per il futuro, soprattutto Aurelio De Laurentiis e lo stesso Luciano Spalletti. Spazio poi anche al calciomercato, le ultime sugli infortunati, Napoli in trasferta ad Empoli nella prossima giornata, quindi davvero tanti aggiornamenti che andremo a leggere da qui ai prossimi minuti. Buongiorno innanzitutto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me Emanuele Bernardo in cabina di regia, che saluto e ringrazio. E allora oggi andiamo veramente di fretta, caro Emanuele, perché sono tantissimi gli aggiornamenti che arrivano e che continueranno ad arrivare su calcionapoli24.it. Non prima però di aver letto, come da prassi per la nostra rassegna stampa, quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport, prontamente inquadrata al nostro Emanuele Bernardo. Derby di Coppa Italia, Lautaro pazzesco, Milan battuto per 3-0, Inter urlo finale, due magie dello stesso Lautaro Martinez, tris poi nerazzurro di Robin Gosens alla prima marcatura con la maglia nerazzurra. L'11 maggio, ultimo atto, furia però di Pioli per il gol del 2-1 di Benasser annullato, perché il Milan sì l'aveva effettivamente riaperta questa partita. Per lo scudetto ci siamo, Inzaghi non molliamo nulla, dunque l'Inter è la prima finalista di Coppa Italia e attende adesso la vincente di Juventus Fiorentina. Taglio alto invece le ultime su Investcorp, pronta ad acquisire il Milan. Prima l'incontro con l'UEFA, poi l'operazione nuovo stadio. Taglio basso appunto Juventus-Fiorentina, brivido viola per la Juve di Vlahovic. Allegri parte dall'1-0 con la Fiorentina, ma non può fallire. Dybala fuori, il futuro sulle spalle dell'ex Dusan Vlahovic. Di spalla invece tutti gli altri titoli, Mourinho, il dramma di Cristiano Ronaldo, ieri bellissime le scene ad Anfield, tutti ad applaudire Cristiano Ronaldo per la morte del figlio neonato. Ferrari invece si prepara al weekend di casa, si corre infatti ad Imola con il sogno mondiale, la fuga iridata di Charles Leclerc. Passiamo adesso invece al Corriere dello Sport, Lautaro padrone, ovviamente ancora la Coppa Italia in primo piano, il derby di ritorno è dei nerazzurri, Pioli battuto 3-0, stende il Milan e porta l'Inter in finale Lautaro Martinez, aspettando Juve Fiorentina, le ultime poi proprio sulla gara di questa sera dell'Allianz allo stadio alle ore 21, l'italiano sfida Vlahovic, no ai rimpianti, Inzaghi vuole raddoppiare, volata a scudetto, ci siamo, vuole il double quest'anno. L'Inter che dopo aver battuto il Milan ovviamente adesso dà caccia ai rossoneri anche in campionato. C'è il Napoli in taglio basso che rialza la testa, vietato arrendersi, ieri vertice proprio tra De Laurentiis e Spalletti. Tra poco leggeremo che cosa si sono detti lo stesso De Laurentiis e Spalletti ieri nel Britannic, ormai quartier generale del Napoli. Lo stop di lunedì brucia, ma la corsa resta aperta. Insigne, non molliamo. Ieri avete visto anche su Calciopoli 24 quello che è stato il post dello stesso Lorenzo Insigne che invita i propri compagni e il pubblico a non mollare la presa. Il sogno di Salerno passa da Udine, recupero chiave per la salvezza. La Salernitana gioca appunto ad Udine e con una vittoria rimetterebbe in piedi clamorosamente, visto che i Granata hanno due partite da recuperare, il discorso appunto salvezza. Spostiamoci invece, sempre grazie al nostro Emanuele Bernardo, sulla prima pagina di Tutto Sport. Tre urla Inter, ancora Coppa Italia, ovviamente, Juve che succede, vediamo la foto di Chiellini e Bonucci insieme ad Alex Del Piero, alle 21 a Torino il ritorno della semifinale contro la Fiorentina. A proposito invece di mercato e di Napoli, parla Longoria, il mio Marsiglia scuola Juve, esclusiva con il presidente del club francese, ex capo scout bianconero, mi ispiro ad Agnelli. Tra l'altro ha parlato anche di Arek Milik, lo stesso Longoria. Perché Milik è stato accostato dal Torino. Su Calcionapoli 24 poi trovate anche le sue dichiarazioni e di come procede questa trattativa per un possibile ritorno di Arkadiusz Milik in Italia. Taglio basso, calciomercato, altro nome accostato al Napoli, quello di Bremer, più Singo. Occhio alla Premier League e al Tottenham, perché è vero, ci lavorano gli italiani, su Premier è fortissimo l'Inter, piace anche al Napoli, ma il Tottenham potrebbe sparigliare insomma le carte
e acquisire i due giocatori del Torino per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, che ovviamente in questo momento non sarebbe sostenibile delle squadre italiane, e quindi rischio beffa. Recupero Salernitana oggi a Udine. In caso di vittoria i Granata sarebbero al terzultimo posto insieme a Venezia e Genoa, e quindi risalirebbero a meno 6 dalla salvezza con una partita ancora da recuperare, quindi si aprirebbe davvero scenari diversi e inimmaginabili per la Salernitana. Falsi tifosi a Viareggio, bravo Leclerc, e lo scippano, il ferrarista leader del mondiale derubato dell'orologio Richard Mille può valere anche, pensate un po', 2 milioni di euro, quindi non inizia bene il weekend ad Imola, o meglio che porterà la corsa ad Imola dell'attuale capoclassifica iridato della Formula 1. Concludiamo la carrellata delle prime pagine invece trasferendoci sul mattino, e proprio dal mattino vi annuncio che quest'oggi arriveranno molti titoli di mercato che tra poco leggeremo. Quei mugugni su Spalletti, nella Napoli che trita tutto, l'amarezza e le solite critiche controproducenti nell'editoriale di Francesco De Luca proprio sulle colonne del mattino. E allora partiamo proprio dal quotidiano campano, dal quotidiano partenopeo, per andare ad analizzare quello che ieri è stato un importantissimo meeting, vale a dire quello tra De Laurentiis e Luciano Spalletti. Che cosa si sono detti? Ce lo dice proprio il mattino. Spalletti è in bilico, perché questo si vociferava dopo, dopo, o meglio, la non vittoria, il pareggio che sa di sconfitta contro la Roma. Ieri meeting con De Laurentiis, dettagli e retroscena dell'incontro, eccoci qua. Dopo i passi falsi con Fiorentina e Roma, che hanno allontanato il Napoli dal sogno scudetto, qualcuno ha persino messo in discussione la posizione di Luciano Spalletti, insomma, sui social qualche buon tempone commentava con uno Spalletti out, tanto da voler buttare a mare già tutto il castello. Come riportato al mattino, ieri c'è stato un incontro tra lo stesso tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Che cosa si sono detti ieri al Britannic in questo vertice? Iniziamo da un punto. Non è stato un vertice speciale, unico. Perché? Perché spesso, anzi quasi sempre, ci sono questi vertici tra De Laurentiis e lo stesso Spalletti, anche dopo una vittoria, quindi non è inerente alla mancata vittoria contro la Roma. Ovvio che il momento però sia delicato e di questo si è parlato, ovvero come provare a vincere le ultime 5 gare. Tra De Laurentiis e Spalletti c'è feeling, d'altronde Spalletti è il tipo ideale per il patrono azzurro. Quando c'è una scelta aziendale lui si fa da parte e lascia fare. Il contratto di Spalletti, proseguono sul mattino, dunque non è in discussione, né di questo si è parlato ieri. A un altro anno poi c'è un'opzione di De Laurentiis da esercitare entro il 30 aprile del 2023 per un terzo anno, ed è difficile che il presidente del Napoli rompa un accordo in anticipo, soprattutto con la qualificazione Champions che è ormai lì a portata di mano. Quindi si è fatto praticamente un punto della situazione ieri nell'incontro tra De Laurentiis e Luciano Spalletti, che ha portato quindi a una sinergia che continua, che non è mai stata messa in discussione, perché l'obiettivo stagionale, quello aziendale per così dire, del patron De Laurentiis è quello di tornare in Champions, ed è un obiettivo ormai vicinissimo al Napoli di Spalletti. Certo, si è voluto parlare del perché in queste ultime due partite qualcosa non ha funzionato per il Napoli, si è provato a correggere in queste problematiche, almeno dal punto di vista lessicale, mettiamola così. Poi ovviamente starà a Spalletti adesso tornare a Castelvolturno e lavorare per tornare al successo a partire dalla prossima partita contro l'Empoli. Ma di certo il meeting andato in scena ieri al Britannic non è un qualcosa di relativo ad un possibile esonero di Luciano Spalletti. Stiamo parlando in questo caso di totale e puro fantamercato. Le scelte di Spalletti, che non sono andate giù a tanti, tant'è che ci sono state diverse critiche al tecnico di Certaldo. Ma come ha reagito Spalletti dopo Napoli-Roma? A parte insomma tirar in ballo lo stesso De Laurentiis in conferenza stampa. Ce lo spiega proprio il mattino. In questo mese serve forse un cambio di passo a Castelvolturno, quindi anche lo stesso Luciano Spalletti con il suo staff stanno pensando a qualcosa di diverso, anche e soprattutto dal punto di vista della preparazione atletica, magari cambiare qualcosina, trovare una soluzione a questo affanno, perché è un Napoli che appare effettivamente in affanno. Spalletti ha letto anche delle critiche alle sue scelte, ma non le ha gradite, quindi conclude così il mattino dicendo che un pochino, insomma, lo stesso Luciano Spalletti si è sentito risentito, scusatemi il gioco di parole, per quelle che sono le critiche. Diciamo, è il gioco delle parti. Se qualcosa non va,
mio modesto avviso, le scelte di Spalletti, soprattutto contro la Roma, potevano essere riviste in un'ottica diversa, meno difensiva e un po' più offensiva, è normale che insomma arrivino delle critiche, è normale anche che Spalletti difenda il proprio lavoro senza dover fare insomma un po' di terrorismo mediatico che si è letto in giro di presunte scatti di ira di Luciano Spalletti o altro, no, è semplicemente il gioco delle parti. Quando le cose non vanno e un obiettivo che sembrava così vicino svanisce, è normale che ci sia un po' di tensione e qualche critica magari venga accettato meno a cuor leggero rispetto a quando possono essere fatte, insomma, in un periodo dell'anno dove i risultati pesano di meno. Detto questo, Luciano Spalletti ha parlato alla squadra dopo aver parlato con Aurelio De Laurentiis e che ha detto alla squadra anche dopo il pareggio contro la Roma? Beh, effettivamente lui ci crede ancora, o quantomeno eh, ha l'obbligo, e l'ha detto anche in conferenza stampa, di vincere quante più partite possibile. Bisogna conquistare tutti i punti che restano. Questo è l'obbligo che il Napoli e che Spalletti impone alla sua squadra. Allora, leggiamolo il discorso riportato al Corriere dello Sport che Spalletti ha fatto ai suoi giocatori. Non ci resta che vincere, volendo scomodare la mitologia cinematografica toscano-napoletano, potrebbe essere il titolo dell'analisi firmata dopo la partita con la Roma. Bisogna conquistare tutti i punti che restano, lo ha detto Spalletti, l'ultimo ad arrendersi a 5 giornate dalle vacanze, ma anche l'allenatore di una squadra che in 2 partite di ordinaria follia ha dovuto improvvisamente dividere lo sguardo e le attenzioni tra il primo posto, lontano ora 5 punti dal Milan, e potenzialmente anche 6 in attesa del recupero dell'Inter e quel pacchetto ipoteticamente già blindato che vale la Champions. Insomma, poi potete leggere anche tutti quelli che sono gli altri discorsi e analisi che fa il Corriere dello Sport. Non c'è da fare alcuna scelta, dobbiamo giocare per vincere tutte le partite. Queste le parole dello stesso Luciano Spalletti. Non perché, insomma, in questo momento la posizione del Napoli per quanto riguarda lo scudetto appare essere effettivamente segnata e di difficile ripresa, però Spalletti vuole concludere al meglio questa stagione, vuole innanzitutto blindare il prima possibile una qualificazione Champions che ormai è lì davvero a un centimetro per quanto riguarda il Napoli, e poi insomma vedere che cosa faranno Milan ed Inter, con la consapevolezza che però in questo momento è davvero molto molto difficile che il Napoli possa rientrare nella lotta a scudetto. Lo era già prima, poi con questi 2 passi falsi ancora una volta allo stadio Diego Armando Maradona, insomma è diventato tutto quasi ai limiti dell'impossibile. Questo però non deve essere il contraccolpo negativo sulla squadra, che non deve lasciarsi andare in queste ultime 5 giornate, perché c'è ancora da lottare e punti da conquistare per blindare in primis matematicamente la Champions, per vedere insomma che cosa succede. Anche perché blindare la Champions eventualmente ti potrebbe anche permettere nelle ultime gare di iniziare a sperimentare qualcosa per l'anno prossimo, con un Luciano Spalletti che sembra già avere in mente che tipologia di Napoli mandare in campo nella prossima stagione. Mancheranno tanti interpreti, cambieranno tanti protagonisti, e allora che Napoli si immagina Luciano Spalletti al netto di quelle che poi saranno le operazioni di mercato? Un Napoli verticale e fisico. Spalletti ha già in mente il nuovo Napoli per la prossima stagione. Due azzurri sono inamovibili e devono essere valorizzati ancora di più dal tecnico. Questo è un bel recap che ci fa il Corriere del Mezzogiorno questa mattina. 3 partenze annunciate. Tra partenze annunciate, scusatemi, non 3 partenze, quelle di Insigne, Golamo, Malpighi, Ospina, e quelle possibili Mertens, Fabian e Zielinski. Se arrivasse un'offerta congrua, filtra l'idea di un Napoli molto più verticale l'anno prossimo, proiettato a valorizzare 2 giocatori come Osimhen e Lozano. Altri segnali arrivano anche dalle parole di Spalletti: il calcio va verso l'uomo contro uomo, più cattivo nel duello, quindi servirà più fisicità a questo Napoli. Il Napoli del futuro esprime questi tratti somatici, quindi fisicità, duelli e verticalità, così la rivoluzione progressiva dovrebbe diventare totale. E anche per queste 3 parole, fisicità, duelli, verticalità, se andiamo a vedere i giocatori che in questo momento sono sul mercato e che andranno via, effettivamente stridono con queste tre parole: fisicità, duelli e verticalità. Insigne non ha fisicità nei duelli, certo ha tante altre caratteristiche, stesso dicasi magari per Mertens, per Zielinski, per Fabian è un discorso un po' più diverso, quindi effettivamente sembra che Spalletti voglia in questo momento approfittare anche di alcune situazioni di mercato e di partenze, alcune obbligatorie, alcune per questioni di bilancio,
per plasmare un Napoli più a sua immagine e somiglianza, vale a dire cambiare questo Napoli devoto alla ricerca del palleggio in un Napoli molto più verticale, molto più fisico, capace di reggere l'uno contro uno con gli avversari, cosa che quest'anno non sempre è successo. Vedremo se questa rivoluzione di Spalletti andrà in porto, ovviamente serviranno i giocatori affinché tutto questo avvenga. E allora, calciomercato, giocatori, in questo caso asse Napoli-Verona, perché ci sono due giocatori dell'Hellas che piacciono tanto al Napoli, a De Laurentiis, a Giuntoli e allo stesso Luciano Spalletti. Si tratta di Casale e di Barak, pista privilegiata con il Verona. Ecco i dettagli che ci vengono forniti dall'edizione odierna del Mattino. Napoli che già prepara il doppio colpo Kvaratskhelia Mattias Oliveira per rifare il look alla fascia sinistra, ma occhio perché in Italia l'obiettivo e in questo momento i fari dei giovani mercato del Napoli sono sull'Hellas Verona, in quanto Barak e Casale scrivono sul Mattino sono due operazioni non solo calde, ma addirittura caldissime, perché Setti, il padrone del Verona, ha offerto una pista privilegiata al club azzurro. Sappiamo, e insomma la storia ce lo insegna, quella recente del mercato, che i rapporti tra le due società sono davvero ottimi, in quanto c'è stata l'operazione per esempio Amir Rachmani, chiusa tra Napoli e Verona, erano chiuse anche quelle con Bulla ed Amrabat, con i giocatori che poi hanno deciso però per strade differenti, uno alla Roma e l'altro alla Fiorentina, il prestito di Gennaro Tutino allo stesso club Scaligero, i rapporti ottimi anche tra IDS, Giuntoli e D'Amico, insomma tante piccole cose che in questo momento, come è scritto il Mattino, mettono il Napoli in una condizione privilegiata con il Verona. Questo che cosa vuol dire? Non che Barak e Casale siano già due giocatori del Napoli, ma che il Napoli, qualora decidesse di affondare il colpo per i due giocatori, avrebbe una corsia privilegiata proprio con il Verona dal punto di vista della trattativa. Non che il Verona faccia degli sconti al Napoli, ovviamente i costi dei cartellini ai giocatori sono quelli e il Verona richiede quello, non fa prezzo amico al Napoli e a nessun altro, ma in caso di cessione, e questi sono due giocatori che potrebbero andare via, è ovvio che i colloqui con il Napoli potrebbero, ecco, essere anticipati rispetto a quelli con la concorrenza. Questa è la corsia privilegiata nella quale il Napoli può vantarsi con il club scaligero. Quindi i due giocatori che piacciono, Barak e Casale. Vedremo se il Napoli deciderà di affondare il colpo nel corso della prossima campagna estiva di mercato. Dal mercato all'attualità, perché insomma abbiamo parlato un po' di tante cose, aspetto tattico, quello emotivo, l'incontro tra Spalletti e De Laurentiis, il calciomercato, e ci sono 5 partite ancora da disputare in campionato. Ci sarà Lobotka contro l'Empoli, punto interrogativo, punto di domanda. Lo leggiamo perché ci arrivano purtroppo degli aggiornamenti che sembrano non essere positivissimi. O meglio, quest'oggi ci saranno ulteriori controlli, ulteriori esami per Stanislav Lobotka, ma come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, insomma, l'infortunio muscolare patito dallo slovacco contro la Roma non sarebbe di lievissima entità, tant'è che ad oggi è in forte dubbio non solo per la partita contro l'Empoli, ma anche per quella successiva. Il centrocampista slovacco, scrivono sul CDM, completerà oggi gli esami strumentali, ma la dinamica dell'infortunio fa immaginare un paio di settimane di stop. Questo che cosa vuol dire? Saltare almeno 2 partite. In questo caso, se dovessero essere confermate le 2 settimane di stop, tornerebbe quindi a cavallo tra la terzultima e la penultima partita Stanislav Lobotka. Quest'oggi però ricordiamo ulteriori accertamenti medici per il giocatore slovacco da effettuare con lo staff medico del Napoli, che poi tramite il report andrà ad aggiornarci su quelle che saranno le sue condizioni. E noi su calcionapoli24.it ovviamente vi forniremo tutte quelle che sono le ultime ore e le date di recupero appunto per l'infortunio dello stesso Stanislav Lobotka. Prima di salutarci però leggiamo anche l'intervista di chi? Del papà di Maurizio Sarri, che ha parlato al Corriere della Sera tornando anche su alcuni aspetti legati al Napoli dell'ex allenatore partenopeo attualmente sulla panchina della Lazio. Parla quindi il papà di Maurizio Sarri, dice era allenatore e tifoso del Napoli già da piccolo, mi portò in curva, vi racconto cosa fece ad un Fiorentina-Napoli, chissà se quel famoso Fiorentina-Napoli, qui vediamo proprio la foto del papà di Sarri con il piccolo Maurizio, parla Amerigo Sarri, quindi il papà di
di Maurizio, l'allenatore della Lazio prima di Juventus, Chelsea e il Napoli, quel soprannome al quale tiene come cara l'ha fatto mettere in onore del nonno Goffredo. Per tutti i parapei sono i sarri in questa terra di ciclisti. 94 anni a novembre Amerigo Sarri in forma strepitosa che gliene toglie 20 ed è stato intervistato proprio dal Corriere della Sera. Si parla ovviamente inizialmente della passione per il ciclismo, dello stesso Sarri Senior, per così dire, andando poi a leggere l'aspetto calcistico di Maurizio Sarri. Allora continuiamo a scendere, era tifoso, eccoci qua. L'allenatore l'aveva nella testa sin da piccolo, metteva in corridoio le figurine dei calciatori che gli faceva fare i passaggi. Da bambino era tifoso del Napoli, Maurizio, dice il papà. Una volta si andò a vedere Fiorentina-Napoli con la 500 targata Firenze. Sull'autostrada i napoletani ci salutavano. All'arrivo mi accorsi che aveva messo dietro un telone Forza Napoli. Si andò in curva con i napoletani, ma la Fiorentina vinse 2-0. Ha mai portato particolarmente bene, insomma, Firenze a Napoli, a Maurizio Sarri in questo caso. È però carino questo retroscena, insomma, della macchina targata Firenze con Sarri bambino all'epoca che ci mise questo telone Forza Napoli. Poi altri racconti inediti sullo stesso Maurizio Sarri, non segue suo figlio, no, se c'è da fare un po' il tifo faccio per la Fiorentina e faccio il tifo per mio figlio. Insomma, potete leggere poi nel dettaglio questa davvero molto interessante intervista ad Amerigo Sarri, vale a dire il papà di Maurizio Sarri, che parla di alcuni aspetti anche dell'infanzia e della crescita dell'attuale allenatore della Lazio e ovviamente ex allenatore del Napoli. Noi invece siamo arrivati al termine della nostra rassegna stampa, ma come potete vedere sono tanti, tantissimi gli aggiornamenti che trovate su calcionapoli24.it, a partire anche dal mercato, perché c'è un nome nuovo, lo possiamo leggere qui sulla destra in copertina, caro Emanuele, se mi segui al touch, quello di Molina, dell'Udinese. Ancora una volta il Mattino di Napoli, che quest'oggi insomma ha riportato tantissime notizie di calciomercato. Spunta il nome di Molina, tra gli obiettivi anche due giovani dell'Empoli. Insomma, la strategia sembra chiara, quella di De Laurentiis: abbattere il monte ingaggi, puntare su giocatori giovani e di prospettiva. Molina, posso dirla mia, insomma, uno degli esterni davvero più interessanti di questo campionato, tant'è che sul calciatore non c'è solo il Napoli che ha chiesto inizialmente informazioni, ma c'è forte anche la Juventus di Max Allegri. Tra gli obiettivi anche due giovani del Cagliari che già conosciamo, se ne parla da tempo. Si parla appunto di Nedim Bairami. Di questa notizia ce ne raccontò in anteprima i dettagli il nostro Bruno Galvan, e poi sull'auto di sinistra c'è quel Fabiano Parisi che già da tempo insomma viene accostato ai partenopei. Quindi come vedete tante notizie di mercato e non solo su calcionapoli24.it. Di questo e tant'altro invece tornerete a parlarne più tardi con Vincenzo Credendino e il nostro Alessandro Marrazzo nel corso di Calcio Napoli 24 Live dalle 12 alle 14, come sempre sul 296 del digitale terrestre, ma anche sui nostri canali social, quello Twitch e quello YouTube, mediante i quali potrete intervenire in diretta con la nostra trasmissione, come sempre orchestrata magistralmente dal nostro Emanuele Bernardo, numero uno in cabina di regia. Quindi, avendo ringraziato di cuore il nostro Emanuele Bernardo, la rassegna stampa termina qui. L'appuntamento è come sempre domani a partire dalle 9:30. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buona giornata e buona continuazione su Calcio Napoli 24 TV.